Autorità civili e militari, signori ospiti, buongiorno. Oggi, domenica 10 novembre, commemoriamo presso il Museo Storico Militare Bidotto i caduti in tutte le missioni nei teatri operativi in occasione del 16° anniversario della strage di Nassiriya. Qualche cenno sul luogo dove ci troviamo. Il Museo Storico Militare viene costituito nel 2012. Nel febbraio 2013 il Comune di Jesolo concede l'interesse locale e nel novembre dello stesso anno la Sovrintendenza dei Beni Culturali di Venezia dà il riconoscimento di museo. Nel giugno del 2014 viene inserito nella rete dei musei della Grande Guerra del Veneto. Nell'agosto 2015 la Regione Veneto ha concesso il patrocinio per aver ideato e organizzato escursioni e visite didattiche sui luoghi della Grande Guerra locali, mirate alla scoperta del nostro territorio e alla conoscenza di questi importanti avvenimenti storici, riconoscendolo anche quale museo regionale. È giusto sottolineare che in molti casi si tratta di pezzi, se non proprio unici, comunque rari, e in alcuni casi si tratta di veri e propri cimeli di grande suggestione, reperiti con grande pazienza e con donazioni. Il museo conserva inoltre varie testimonianze di vita quotidiana, riviste d'epoca, lettere, cartoline, documenti e oggetti utilizzati sia nella vita civile quanto in quella militare. Sono presenti i labari e le bandiere delle associazioni combattentistiche d'arma. Sono presenti inoltre ufficiali, sottufficiali e graduati che hanno partecipato alle varie missioni italiane nei teatri operativi. Accompagnerà musicalmente la cerimonia l'Orchestra di Piatti del Veneto di Santa Maria di Sala. Renderanno gli onori un picchetto di Reggimento Lagunari Serenissima. Prendono posto i gonfaloni dei comuni di Jesolo, Musile di Piave, Comune di Sagliano. Prendono posto i rappresentanti delle forze armate. Attenti! Si procede con la cerimonia dell'alza bandiera. Attenti! Presentar! San Marco! Alza bandiera!
Nel 16° anniversario della strage di Nassiriya rendiamo omaggio ai caduti di tutte le missioni internazionali. Picchetto. Attenti! Presentare. San Marco! Onori ai caduti! Ja! Picchetto. Lì! Coso! Ricordiamo i caduti di questa commemorazione. Picchetto. Attenti! Massimiliano Bruno, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Andrea Filippa, Enzo Fregosi, Daniele Ghione, Orazio Maiorana, Ivan Ghitti, Domenico Intravaglia, Filippo Merlino, Alfio Ragazzi, Alfonso Trincone, Massimo Ficuciello, Silvio Olla, Alessandro Carrisi, Emanuele Ferraro, Pietro Petrucci, Marco Peci, Stefano Rolla, Matteo Panzan in memoria di tutti i caduti nei teatri operativi. Picchetto. Lì! Coso! Preghiera del Carabiniere. Picchetto. Attenti! Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi Carabinieri d'Italia a te eleviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu che le nostre legioni invocano
confortatrice e protettrice col titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consiglia il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia e nel mondo suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà sino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. E così sia. Scherzo, riposo. Viene ora consegnata al Museo Storico consegnata al Museo Storico Militare di Dotto una sciabola appartenuta al capitano Luigi Samarelli, reduce della campagna di Russia, appartenente al secondo reggimento Bersaglieri, da parte della figlia signora Anita Samarelli. Il maggiore dei Bersaglieri, Luigi Samarelli, nato ad Alfonsine, Ravenna, il 25 luglio 1920, frequenta la scuola allievi ufficiale a Pola da settembre del 40 a febbraio del 41. Col grado di sottotenente del 25° battaglione del 3° reggimento Bersaglieri, trascorre i mesi di maggio e giugno 41 in Jugoslavia, per poi partire per il fronte russo il 24 luglio del 41. Partecipa a vittoriose battaglie raggiungendo la località di Stalino e il 3 novembre la località di Stanzia Rapisnaia ai primi di dicembre, dove rimane tutto l'inverno, il terribile inverno russo che impedisce l'avanzamento delle truppe. Ai primi di maggio del 42 si sposta verso il Don, affrontando vari combattimenti per conquistare alcune città. Il 31 luglio del 42 fu il giorno in cui, comandante di plotone Bersaglieri, nel corso di un violento attacco di carri armati nemici, si avventava arditamente contro un grosso carro armato lanciando bombe a mano e incitando i propri uomini alla lotta. Bobrovsky, fronte russo. Il 22 agosto viene ferita a quota 224 in località Jagodny e quindi ricoverato nelle retrovie. Rimpatriato dopo un mese a Milano, rimane come ufficiale di riserva a disposizione del comando militare di Milano. Un sentito ringraziamento al generale Adriano Pidini per l'affetto che hanno saputo dare al grande vecchio e che ha consentito questa donazione. Diamo lettura del messaggio pervenuto dalla Presidenza della Repubblica. Scherzo, attenti. Gentile Cavaliere di Gran Croce Ridotto, mi riferisco alla sua lettera dell'11 settembre scorso indirizzata al signor Presidente della Repubblica e relativa alla cerimonia commemorativa dei caduti, militari e civili, nelle missioni internazionali per la pace, che si terrà presso il Museo Storico Culturale di Jesolo il prossimo 10 novembre.
A riguardo, il Capo dello Stato mi ha incaricato di manifestare il suo apprezzamento per l'alto valore morale dell'iniziativa, che meritoriamente perpetua la memoria di quanti hanno perso la vita nell'adempimento del dovere, per la stabilizzazione di aree di crisi e il soccorso a popolazioni sofferenti. L'importante commemorazione del 16° anniversario della strage di Nasciria costituisce un prezioso insegnamento per le giovani generazioni, affinché promuovano con sempre maggior convinzione i valori della pace, della libertà e della dignità della persona umana. Giunga a lei e a tutti gli intervenuti alla Casa del Bersagliere l'augurio per il pieno successo della celebrazione, unitamente al mio più cordiale saluto. Riposo. Prende la parola il rappresentante del sindaco, l'assessore Alessandro Perazzolo. Grazie. Buongiorno a tutti, un saluto a tutte le autorità militari, civili, forze dell'ordine e anche i vigili del fuoco nostri. Ricordiamo anche le 2 vittime che poco tempo fa, 3 vittime, scusate. E dunque è un piacere per l'amministrazione essere qua e naturalmente Franco Cavaliere, grazie. Perché il mio discorso non è preparato, dunque se faccio qualche sbaglio anche perché sono emozionato, ma come dico sempre a Franco, le cose vanno dette sincere, come abbiamo fatto il 4 novembre, che abbiamo fatto, e naturalmente alzato la bandiera del 4 novembre per ricordare le nostre forze armate. Naturalmente un grazie ai lagunari, è un piacere ed è un onore e anche un brivido vedere le nostre divise perché sono emozionato anche prima. Naturalmente anche ai comuni vicini un saluto e oggi siamo qua per ricordare, prima guardavo i nomi, a volte non bisogna mai dimenticare, perché dove andiamo in giro per l'Italia, per il mondo, dobbiamo guardare sempre avanti e cercare di capire che l'interesse anche dei nostri giovani che devono stare vicini. Quando prima sentivo la lettera del Presidente e dunque Franco, grazie perché sei sempre costante e con questo museo porti avanti quello che è il valore che è fondamentale. E quando qualcuno dice dà per scontato le cose, no, su queste cose qua bisogna essere forti e andare avanti, perché i nostri militari che sono presenti ci difendono e dunque è sempre un'emozione. Io per primo sono emozionato oggi perché, ripeto, ho ormai tante parole da dire, però anche le associazioni che vedo dietro, che sono sempre presenti, e vedo anche associazioni da fuori. E un grazie ancora a tutti e grazie Franco per quello che fai. Naturalmente chiudo salutando anche da parte del sindaco e del vice sindaco Rugolotto che è sempre presente. Grazie e buon proseguimento a tutti. Grazie, Assessore. Prende ora la parola il capitano Daniele Brasi, comandante della compagnia di San Donà di Piave. Ringrazio, è la prima volta che mi trovo ad avere l'onore di rappresentare l'Arma. Innanzitutto desidero porgere a tutti i presenti, autorità civili, autorità militari e i graditi ospiti, il più caloroso saluto a nome dell'Arma dei Carabinieri che qui oggi rappresento. Confesso che quando il Cavaliere Guidotto, che ringrazio per il cortese invito, mi ha chiesto di intervenire, ho accettato di buon grado perché sono fermamente convinto che queste manifestazioni siano il segno più tangibile e concreto di come perpetuare la memoria di eventi che hanno tristemente segnato la nostra storia. Oggi celebriamo sia l'anniversario dei caduti in Assiria, il 16°, che l'11ª giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, istituita in seguito al citato nefasto evento. È doveroso ripercorrere ciò che avvenne il 12 novembre 2003, giorno del primo grave attentato in Assiria. Quel tragico 12 novembre erano le 10:40 locali, le 8:40 in Italia. Un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti all'ingresso della base MSU.
italiana dei Carabinieri, provocando successivamente l'esplosione del deposito munizioni della base e pertanto la morte di diverse persone tra carabinieri, militari e civili. Il carabiniere Andrea Filippa, di guardia all'ingresso della base maestrale, riuscì a uccidere 2 tentatori suicidi, tant'è che il camion non esplose all'interno della caserma ma sul cancello di entrata, evitando così una strage di più ampie proporzioni. I primi soccorsi furono prestati dai carabinieri stessi, dalla nuova polizia irachena e dai civili del luogo. Nell'esplosione rimase coinvolta anche la troupe del regista Stefano Rolla, che si trovava sul luogo per girare uno sceneggiato sulla ricostruzione di Nassiriya, da parte dei soldati italiani nonché militari dell'esercito italiano, di scorta alla troupe che si erano fermati lì per una sosta logistica. L'Italia era presente a Nassiriya, città irachena, capoluogo della regione di Qatar, e sede di importanti giacimenti petroliferi attraverso la missione Antica Babilonia, fornendo forze armate dislocate nel sud del paese, con base principale proprio a Nassiriya, sotto la guida inglese. La missione italiana, avuto inizio il 15 luglio 2003, è stata un'operazione militare con finalità di peacekeeping, ovvero un tipo di operazione volta al mantenimento della pace, messa in atto con il consenso delle parti in causa, nell'accezione datagli dalle Nazioni Unite. Quindi un modo per aiutare i paesi tormentati da conflitti a creare condizioni di pace sostenibile. I teatri esteri dove l'Arma dei Carabinieri, ma anche le altre forze armate, ha operato e opera, sin dalla fine degli anni 90, sono l'Albania, la Bosnia, il Kosovo, l'Iraq, l'Afghanistan, Israele, Haiti, la Striscia di Gaza, Cipro, la Georgia, il Congo, il Libano, la Libia, il Mali, il Niger, Lituania, Djibouti, la Somalia, l'Uganda, l'Etiopia e l'Eritrea. Tra le più recenti iniziative operative vi sono dedicate a missioni addestrative in favore delle unità di polizia somale, djiboutine e palestinesi, con la duplice capacità di polizia tattica militare. Tornando a ciò che avvenne a Nassiriya, è ancora ben vivo nella memoria di tutti l'evento che ha toccato tutta la nazione. Alcuni attentatori suicidi, dopo aver saltato la postazione di guardia, guidarono un'autocisterna carica di esplosivo, occupata dai nostri carabinieri. A questo reggimento, distintosi per la sua altissima professionalità e numerose missioni internazionali, era affidato il difficile compito di mantenere l'ordine pubblico e garantire l'assistenza alle autorità deputate alla ricostruzione e all'addestramento della polizia locale. L'esplosione dell'automezzo degli attentatori investì l'edificio, provocandone il parziale crollo e uccidendo 19 cittadini italiani, dei quali 12 carabinieri. I nomi sono già stati ampiamente ricordati, che si trovavano ovviamente per il servizio in quella base. Oltre ovviamente ai civili, Stefano Rolla e Marco Becci, funzionario della cooperazione italiana in Iraq. Per effetto di quell'attacco furono inoltre uccisi, doveroso ricordarlo, 9 cittadini iracheni, tra passanti e collaboratori del nostro contingente. Quando il Parlamento italiano deliberò su proposta del governo di inviare in Iraq un contingente militare per dare il nostro contributo alla ricostruzione del tessuto civile ed economico di quel paese, nessuno nascondeva quanto la missione fosse difficile e rischiosa. Gli uomini delle forze armate, forti dell'esperienza e dei successi ottenuti in tante difficili operazioni di pace, risposero senza esitazione alla chiamata. Si prepararono così ad impiegare in quella complessa realtà martoriata da 25 anni di dittatura e da difficili rapporti tra etnie e confessioni religiose, quello stile e quella professionalità che li aveva già distinti dalle precedenti missioni, divenendo un assoluto modello per le forze armate degli altri paesi. La presenza dei nostri militari in terra irachena era improntata, come di consueto, alla più ampia apertura nei confronti della popolazione locale. Essi non erano e non volevano mai apparire come una forza occupante, rinchiusa nel suo fortino ai margini dell'abitato, ma con una presenza discreta e dialogante. Fianco a fianco con la gente del luogo, il comandante del reggimento colpito, il colonnello oggi generale Gheorghi Di Paoli, volle rivendicare anche dopo l'attentato questa scelta coraggiosa. Di fronte alle macerie della sua base dichiarò: avremmo potuto tagliare in due la città, asserragliarci in un bunker, ma non saremmo stati una missione umanitaria e per la pace, per il bene degli iracheni, abbiamo pagato un prezzo altissimo, terribile. I nostri soldati non erano percepiti come una forza di occupazione, al contrario erano ritenuti in quella difficile fase di transizione verso la democrazia
gli unici garanti dell'ordine e della difesa delle preziose attività di ricostruzione civile ed economica del territorio iracheno. Questo stato di cose conduceva a escludere sin da subito l'eventualità che la responsabilità dell'attentato fosse riconducibile all'azione di estremisti locali. Viceversa, come confermato dagli eventi successivi, la pianificazione e l'esecuzione di un'azione così ostile e devastante erano da attribuire a una rete terroristica di portata internazionale. Essa perseguiva l'esplicito obiettivo politico di provocare il ritiro delle forze internazionali di stabilizzazione e quindi far ripiombare il paese nel caos e nella dittatura. Nei mesi che precedettero la missione, le forze politiche si erano divise sulla decisione degli Stati Uniti di intervenire militarmente in Iraq per deporre il regime di Saddam Hussein e di conseguenza sull'opportunità per l'Italia di partecipare con proprie forze militari alla fase di stabilizzazione successiva al conflitto. All'indomani di quella tragedia, quelle stesse forze seppero mettere da parte con grande responsabilità ogni divisione e, condividendo l'altissima considerazione per il valore e l'impegno dei nostri militari, si unirono al dolore delle famiglie delle forze armate. Tutto il popolo italiano fu scosso da un'ondata di addolorata partecipazione. Decine di migliaia di persone sfilarono sgomenti e riconoscenti davanti alle bare dei caduti, esposte nel sacrario delle bandiere del Vittoriano, e il 18 novembre, giorno dei solenni funerali di Stato, milioni di italiani fermarono per un minuto le loro attività, manifestando la loro partecipazione al lutto nazionale. Richiamare alla mente quella grande espressione collettiva di affetto e di cordoglio ci aiuta a ricordare in ogni nostro gesto che la memoria di chi ha dato la vita per il nostro paese non appartiene alle forze armate, né alle istituzioni, né a una parte politica, ma è patrimonio indissolubile dell'intera collettività. Per questo siamo qui oggi. Quei 19 caduti, dei quali 17 erano militari, non saranno mai celebrati come eroi di guerra, ma per la semplice ragione che non combatterono alcuna guerra. Qualunque altra lettura della loro presenza in Iraq sarebbe un torto alla loro memoria. Il presidente Ciampi, raggiunto dalla notizia della strage mentre era in procinto di iniziare una visita ufficiale negli Stati Uniti d'America, lo disse a chiare lettere: nell'incontrare il presidente americano, l'Italia è andata in Iraq non per partecipare a una guerra, ma per contribuire alla ricostruzione del paese. Questa è l'identità della Repubblica Italiana, costruire la pace. Il vile attacco ai nostri soldati non venne in ragione della simpatia e della riconoscenza nutrite verso di loro dalla popolazione irachena, ma proprio a causa di questi sentimenti. Le oscure forze del terrore, che prosperano nel caos e nella sopraffazione, li recepirono come nemici irriducibili e li colpirono con le stesse modalità e la stessa spietata durezza con le quali furono attaccate in terra irachena, le Nazioni Unite e la Croce Rossa italiana. Alla memoria delle vittime del 12 novembre 2003 va poi purtroppo aggiunta quella altrettanto dolorosa di altri caduti nella missione antica Babilonia, che hanno perso la vita in alcuni gravi attentati subiti dai nostri convogli militari per effetto di incidenti e scontri a fuoco. Per brevità, il 27 aprile 2006 e il 5 giugno 2006. L'odierna commemorazione dei caduti delle missioni di pace all'estero e del 16° anniversario dei caduti in Siria offre un prezioso strumento per perpetuare la memoria del sacrificio di uomini coraggiosi e fedeli. Oggi è il momento del ricordo e del dolore. Oggi siamo qui per dire ai nostri caduti che non li abbiamo dimenticati, per dire che il loro sacrificio non è stato vano, ma soprattutto per dire che non abbiamo dimenticato il motivo per cui hanno pagato un prezzo così alto. Grazie a loro l'Italia ha imparato a considerarsi come patria e a riconoscere i suoi eroi. Si è manifestata ad ogni anniversario nel sacrificio di coloro che lì lasciarono la vita, ma anche nella compostezza e nella dignità dei familiari, amici, compagni d'armi che hanno costituito un piccolo deposito di orgoglio da cui attingere per il futuro. Credo che ricordare i nostri caduti sia un nobile gesto dovuto a loro, ai loro orfani, alle loro vedove, a quanti sono rimasti feriti nel corpo e nello spirito, ma ancora di più dobbiamo a quei valori di pace, giustizia, libertà e democrazia incarnati oggi come allora dall'azione quotidiana dei carabinieri e di tutti i militari nelle più difficili realtà del pianeta. Viva l'Italia! Prende ora la parola
il direttore del Museo Storico Militare, il Cavaliere di Gran Croce Franco Vidotto. Buongiorno innanzitutto a tutti voi. Prima di fare le mie poche parole, volevo che, perché non c'è tanto altro da aggiungere a quello che il signor Comandante della nostra compagnia di Carabinieri ha appena riassunto quello che è successo, vorrei qui, vicino a me, il signor Generale Scollo, allora comandante dell'11° Reggimento Bersaglieri in quell'occasione, il luogotenente Giuseppe Parmigiano, medaglia d'argento, ferito in quell'occasione dell'11° Bersaglieri, e un amico, un genitore, il papà del lagunare, caporal maggiore Matteo Vanzan, che quel giorno, sotto il suo comando, perse la vita. Enzo Vanzan. Enzo per me rappresenta, come vede il signor comandante, il nostro capitano, tutti i genitori. Pertanto in lui io vedo le nostre coscienze, le nostre anime, le nostre lacrime, ma quelle vere, non di circostanza, che diciamo grazie a voi per quello che riuscite sempre ogni volta ad essere presenti, ma noi, come ha detto il capitano, non vi abbandoneremo e non li dimenticheremo. Ecco perché io aggiunsi per gli ospiti il nome del lagunare Matteo Vanzan in appendice, perché morì l'anno dopo, ed è questo che quest'anno ho voluto, chiesto più che voluto, e me l'hanno concesso in onore proprio dei lagunari e di lui, il picchetto dei lagunari, perché era doveroso, e lo aggiunsi non per dimenticanza di tutti gli altri, perché ne erano già morti tanti altri. Non potevo fare un'altra lapide grande, e allora lui, essendo della mia zona, ho cercato che raggruppasse tutti gli altri caduti. Ultima cosa prima di dire, questa bandiera che voi vedete sopra la mia testa, che sono onorato di essere sotto, e anche voi credo, è la bandiera ufficiale che quel giorno era a Marsiglia, sotto il loro comando. Pertanto non è che abbiamo pochi soldi, abbiamo una bandiera anche ben grande italiana, però questa c'è anche sotto una sua targhetta. Sono onorato di essere custode di questi nefasti momenti, ma che la bandiera italiana era là per la pace. Vorrei allora in poche parole, adesso so che è esplicito il nostro oratore, appunto, 2 parole su quell'avvenimento generale. Grazie. Buongiorno a tutti. Oggi è il giorno del ricordo, come giustamente diceva il comandante della compagnia Carabinieri, e il ricordo deve essere un ricordo completo. Noi arrivavamo al teatro dopo, il terribile attentato del 12 di novembre. Andammo per una missione cosiddetta di pace, però consentitemi, quando ti sparano addosso è difficile sentirti in pace. Quindi è vero, il contingente era lì per uno scopo umanitario, però quando si va in certi posti è sempre opportuno tenere gli occhi aperti, perché la tua disponibilità potrebbe non essere ricambiata. Ma oggi è il giorno del ricordo. E il ricordo deve farci pensare a questi ragazzi che sono andati perché chiamati, sono andati per servire il loro paese, erano gente normale che ha fatto cose eccezionali, perché questa è una delle caratteristiche di chi porta l'uniforme, è una persona che ha gli affetti, una persona che ha i suoi hobby, la sua vita, ma quando viene chiamata
sa che, poiché un giorno ha prestato il giuramento, deve dimostrare cosa valeva quella promessa che fece quel giorno in un cortile davanti al tricolore. E loro l'hanno dimostrato facendo quello che era necessario insieme ai loro compagni e dando la vita per loro, perché in realtà poi quando rischi la pelle lo fai per non tradire, non deludere quelli che ti stanno a fianco, perché è del loro giudizio che ti interessa in quel momento, è il fatto che tu rimanga una persona affidabile, rimanga una persona di cui dicono questo è uno di cui ci si può fidare. Ecco, questa fiducia ti porta a rischiare la pelle, quindi l'hanno fatto per questo e per questo vanno ricordati. E io ho qualche anno che ho lasciato il servizio, ma devo dirvi che non c'è giorno in cui in un momento della giornata non pensi a loro, perché sono persone che ti hanno dato un esempio che per chi sente certe cose non può essere dimenticato. Grazie. Cedo la parola, che abbiamo anche l'onore della nostra deputata, l'onorevole Chetti. Un piacere. Grazie. Buongiorno a tutti, saluto le autorità militari, le autorità civili, il signor Van Zan, che ovviamente è particolarmente interessato da questa ricorrenza, e anche coloro che sono stati comunque nelle missioni e sono qui con noi oggi. Io ovviamente, dopo tutto quello che è stato detto e la commozione che è arrivata a tutti noi e anche a me in particolare, non vorrei aggiungere molte cose, però prima ascoltando l'inno, ascoltavo delle parole che abbiamo detto e che abbiamo cantato, abbiamo ascoltato prima a bassa voce che siamo pronti alla morte, e dopo invece ad alta voce l'abbiamo riconfermato, siamo pronti alla morte. E devo dire che questi ragazzi e ragazze che adesso sono nelle nostre missioni a portare pace, perché questo è lo scopo principale di questo, l'Italia porta pace, però purtroppo non sempre le famiglie che salutano i loro cari all'aeroporto li salutano con la speranza di vederli tornare belli, pimpanti e felici di aver dato il loro contributo dove vanno. Purtroppo nel nostro caso, in quello che stiamo ricordando oggi, i nostri caduti tornano in una bara ben coperta dalla nostra bandiera italiana. Quindi io direi che dare un pensiero a loro e soprattutto a quelli che stanno ancora dando un grande contributo in questo senso per fare ripartire quei paesi che sono stati tartassati dalle guerre, anche se in grandissimo pericolo, perché siamo coscienti di questo. Direi che sia importante farlo arrivare, sia importante ricordare, ma sia importante anche per il futuro nostro, dei nostri giovani, che continuino comunque a portare alto il valore della nostra Italia. Grazie a tutti. Ecco, prima di completare un attimino i doverosi saluti, vorrei richiamarvi a un momento di silenzio per i nostri 3 pompieri, che ringrazio, il turno B presente del nostro distaccamento. A ricordo di queste 3 vittime del dovere caduti per un vile atto criminoso. Assieme a loro voglio ricordare anche i caduti di atti di terrorismo, di cui della presenza della moglie, la signora Saladin, del marito Saladin Lino, di Torreggiani Pierluigi e di Campagna Andrea, oltre a tutte le altre vittime. Grazie figlio e moglie di Saladin Lino, i quali anche nella banda che noi abbiamo avuto il piacere oggi
di avere ospite. C'è il nipote di Lino Savarino. Sì. Picchetto, lì, cosa? Ecco, io come ha detto l'onorevole Chetti, non ci sono altre parole da aggiungere. Chi mi conosce, innanzitutto appunto estendo un caloroso saluto a tutti gli ospiti, militari, civili, religiosi, cittadini di tutte le parti, perché, caro Assessore, hai visto, c'è Jesolo, ma c'è tutta l'Italia. Vengono da tutte le parti. E ringrazio queste fasce tricolori che sono ormai amiche di famiglia. Tanti non hanno potuto essere perché ancora c'è lo strascico del 4 novembre, ma ne abbiamo tante che sono qui con noi lo stesso oggi. Le nostre forze armate. Mi ero preparato un elenco, ma siete troppi. E non voglio io, a mente chi mi conosce sa, e anche per non essere lungo, non vado ad elencarli. Perdonatemi. Ringrazio tutti. La Capitaneria di Porto, che vedo anche quella di Caorle, e pertanto ringrazio quella di Jesolo, la tenenza nostra della Guardia di Finanza, il reggimento di guerra elettronica dei nostri carabinieri, ringraziando il signor Comandante anche per averci concesso in grande uniforme, che non sempre si ha questa possibilità, e il sacrificio che dico grazie ai vostri uomini. Come a tutti, in primis, permettetemelo, non offendetevi amici comandanti di stazione, al mio comandante di stazione di Jesolo, Tagliari, e a tutti gli altri colleghi della nostra compagnia che sono presenti tutti, così come tutte le associazioni. Non vi elencherò, non vi nominerò perché, onorevole, sarebbero un'ora da elencare. Cosa vi devo dire? Vi devo dire che credo di aver onorato nel migliore dei modi quello che io perseguo, ho perseguito. Qualcuno era presente l'anno scorso e ho detto basta, ma voi sapete che io dico basta, ma c'è un qualcosa, non vado a lamentare cosa diceva anche Madre Teresa di Calcutta: quando tu ci chiedi qualcosa non devi abbandonare, ci sono difficoltà, e voi sapete quanto testardo sono io, purtroppo sono fatto male, cari amici. Grazie Picchetto, grazie Bruno. C'è un fatto che se ci credo a qualcosa, come ho detto su quella bandiera là, ho promesso, stimolo, provoco, mi arrabbio, dico anche qualcosa che non dovrei dire, dovrei stare zitto, ma purtroppo, amici, sono fatto così, sono un bersagliere e così mi hanno allevato, vado all'attacco. E certo, però ci sono, e vedete che ci sono, e vi dico grazie a voi, terminando così, per la vostra presenza, perché mi avete dato ancora una volta quella forza di continuare, per ricordare loro, perché l'ho sempre detto, e qui termino, io non lo faccio per me. Vi ringrazio, anche voi quando dico signori politici, non lo fate, voi rappresentate una vostra comunità, dico grazie, lo facciamo per loro. Ecco, vi dico grazie a tutti quanti. Abbiamo anche dall'estero un rappresentante che è le Canarie, pertanto anche, vedi che abbiamo anche dall'estero una presenza oggi, il signor Governo, appunto, i Cavalieri di San Marco e tante persone. Grazie a voi della vostra presenza e viva l'Italia, viva le forze armate, viva i carabinieri e viva i nostri caduti. Grazie. Vedete che sono stato così? Come faccio? Me l'ero scritto. Come faccio a dimenticarmi dei miei corazzieri? Dico grazie a loro che anche quello ogni anno mi onorano, che abbiamo dato a completezza di quella che è la nostra Italia. Grazie amici corazzieri appunto d'Italia. Lasciano ora il luogo della cerimonia i gonfaloni presenti della città di Jesolo, della città di Musile di Piave e del comune Salgareda.
ringrazia il picchetto armato, i corazzieri, i rappresentanti delle forze dell'ordine per aver reso solenne questo omaggio ai caduti di Nassiriya. Ringraziamo anche l'orchestra Piatti Santa Maria di Sala che ora ci farà ascoltare alcuni inni dei reparti militari. Abbiate pazienza perché non è terminata, vedete questi giovani cosa hanno fatto il sacrificio assieme al nostro maestro e il loro maestro, diciamo, cosa hanno realizzato per voi. Grazie.
credo che avete un po' di pazienza per i nostri giovani, credo. Grazie, non sono lunghi ancora, no? Ma vogliono farvi due sorprese. Sono corte, li mandiamo a casa, li mandiamo. C'è anche un bicchiere di vino dopo, appunto, un po' di acqua anche per chi guida. Ecco, con quest'ultimo brano è terminata la nostra cerimonia, che ringrazio tutti quanti voi, e adesso i miei collaboratori vi daranno qualcosa da bere. Grazie a tutti quanti, se vogliamo. Adesso un attimo ancora di attenzione che uscirà il picchetto.